Il filmato a cui state per assistere non è a scopo pubblicitario, ma è solamente a scopo informativo. Il Santone di Avella, maestro spirituale, prega alla Madonna dei Desideri. Nella piccola cittadina di Santa Maria Vico nacque il Santone di Avella, all'anagrafe Verdicchio Clemente. Nel lontano 1980 il Santone di Avella sognò la Madonna dei Desideri, che gli diede la forza e le indicazioni necessarie per iniziare questo lungo cammino per portare il suo messaggio di fede in tutta Italia. Qui vediamo alcune immagini. Sono alcuni degli autobus che seguono il Santone di Avella in una preghiera su alcuni colli. Il Santone di Avella non è un santo, non è un mago, è un maestro spirituale che con la preghiera e la sua forza nell'imposizione delle mani aiuta a risolvere i tanti problemi che affliggono tutti quanti voi. Qui lo vediamo mentre carica alcuni potentissimi filtri magici, caricati una sola volta all'anno a 2000 metri di altitudine, in posti che solo lui conosce. Chiamando subito il numero che vedi in sovraimpressione, a lire 2540 al minuto, otterrai tutte le spiegazioni e informazioni possibili per quanto riguarda la risoluzione dei tuoi problemi. Chiamando subito il Santone di Avella ti ridà la vita. Qui lo vediamo mentre carica i suoi potentissimi talismani, sono bracciali in rame, caricati appositamente per voi. Il Santone di Avella prova una grandissima fede ed è quella che aiuta a risolvere i tanti problemi delle centinaia di persone che si recano ogni giorno nel suo tempio di Capua, nei pressi del comune di Capua in provincia di Caserta, in via Arco Alessio Mazzocchi. Vi ricordiamo che per le prenotazioni bisogna telefonare allo 0823 62 1806